Caiau se mettesines in vaia per vidi romansch grigiun, messi mai tercia. Quai da far cun messadi che ves rugna da curt. La domanda sid la bassa, se vessi bic interess da din relax. Cuders che vegen da faren se ce cui romansch. I segi i relax da Heinrich Schmid. Heinrich Schmid era quei professor della bassa che valas coi babti romansch grigiun. A quai segi ses a Matthias Bruckbacher racquintò a mai il telefon. A Tarel, per i neaf da Heinrich Schmid a Winterthur, sunt i usas in vaia. I Matthias Bruckbacher è musicist, aber er fava per quai conzunt, sur der musica cui Heinrich Schmid. Der ist einmal gekommen und hat gesagt, du, kannst du mir sagen, warum alle Stücke in F-Dur von Mozart mir nicht so gefallen? Das ist phänomenal. Ich habe das vielen Kollegen gestellt und er hat ein ganz enges Verhältnis der Musik gegenüber gehabt und das auf diese Art und Weise. Ganz direkt, ganz betroffen und ganz intelligent. Das ist, ja. Und haben Sie herausgefunden, wieso das so ist? Da würde ich jetzt 3 Stunden reden, wenn ich da eine Antwort gäbe. Ja, das ist eine schwierige und interessante Frage, aber sie hat etwas. Ma sei dici coi vigi? Ja, sono già qua, per vedere relax. Das sind alles Sonderdrücke über Sprache, Richtlinien für das Romansch Grischun. Ja, das sind alles Sonderdrücke von Publikationen meistens rund um die Entstehung vom Romansch Grischun. Tu quest cuders a quest documents prendiau sa c'è. A cun els la marvaia de ler servir da pleda quei Heinrich Schmid. Anc sebice, che sto vir nina tema da sa piarderen la pulvra dis cuders di professor Amlido. Anzi, I viene di essere inviedi tras emozions ardaintes, a regurdiences vives. Six-blade knife, do anything for you. Anything you wanna do. One blade breaking my heart. Precis 40 ans in ha, che Heinrich Schmid ha scritto quel Traktat, las reglas da base per romansch grigiun. Richtlinien für die Gestaltung einer gesamtromanischen Schriftsprache romansch grigiun. In num che ven adina buspevan in quel connex, Bernard K. Thomas. Corinna, io un quel documents da vart la ronconiscenza di romansch colungach nazional nus vain zu meu in a scatla. Era il segretario generale della Lia Romancia, col che romansch grigiun, in Ascia. Quello sto è qua in l'instanza del Consiglio Alpini 1935. Qua è quello, 1931 a 1938, la continuazione. Grazie, Feci. Grazie. Che vedo che va in der scatla. Cascrizzi in Sassus legge romansch grigiun, che vaien de tots pupials, de vart il romansch grigiun, de referats, de statistiches. Io avevo discusso in Tirol con gli auti di tutto il territorio romansch, con colleghi di studi. Noi erano persuaditi che in questo fazit Anton tutte scriventi romansch che avevo discusso con tutti, io bien, di fosse flott, aber in sapu fa. Quello era più o meno il tenor. Io avevo schon bugiato quella breve. Io ho una breve che avevo scritto della, ma poi un'altra. Che avevo scritto della il 23 dicembre. Ah, quella. Ah, America, quella. Che avevo scritto della il 23 dicembre a una voce ontin. Avevo scritto della il Kaff steigt in der tröste Maus im Professor. An der letzten DV, wo du auch scritto che dürfte ich auch Sie auf diesen Tag zu diesem Gespräch einladen, gerne nämlich noch Kontakt mit Ihnen vor diesem Termin.
Quel che voleva il Musatti. Qual è proprio la scienza di romanzo grigiun? Qual è proprio la scienza di romanzo. Quello è un primo. Che vuole diverse che Heinrich Schmid ha scritto che erge initium entrata dicembre 19. In un primo contatto con Heinrich Schmid avevo suenter che noi avevamo deciso che la legge romanza che noi avevamo provato a fare in linguaggio comunabile per tutti. E aveva scritto Indi a Natale che aveva il doppio soldo la legge romanza in breve del Mandavos el Sovesi, consigliarnos, ne accompagnare in tal progetto. E kurz vor Nadal ha il telefonato una volta e detto, poi non ha interesse. E il sentau più bugen con noi. Bernard Thomas aveva per contattare Heinrich Schmid ed asciaia due impulsi per creare la base per il romanzo grigiun. Ma perché è Heinrich Schmid? Sie reden ja auch Deutsch, Herr Professor. Sie sind Zürcher. Wie kommen Sie denn als Unterländer dazu, ein neues Romanisch zu entwerfen? Ich bin angefragt worden und habe es darum gemacht, weil man offenbar jemanden gesucht hat, der möglichst neutral ist, nicht in einer von diesen bündnerromanischen Regionen speziell verwurzelt ist. Quell'era squelgi sez in Jaster era in motiv, ma il motiv principal era sia profunda sa vida dis idioms romans. Nascia Heinrich Schmid in 1925 a Turic, paia kurz vainter la fin della Prima Guerra Mondiale. Eli crescia sai en la cia paterna en la quale era morta tanto giorni più tardi. Eli mai sto pligida vende quella cia che tris Mainz. Su ainter la scuola, i gimnasi, allora i studi da romanistica. Tantant era la Seconda Guerra Mondiale rotor. Caos, sentir mund. La Svizzera a miezi plan valen. Heinrich Schmid aveva un impedimento all'udita, e per cui Eiler savia continuare i studi durante i sons da guerra. In 1946 ha nuovi studi con summa cum laude. Su altri studi ha l'urosco redactor di DRG, i dizionari romansch grigiun. Là Eiler approfondia sia sa vida sur tutti i idioms romansch or. E l'ha anche scritto 138 articoli per DRG. Con sua habilitazione in 1962 con il titolo Die Sprachräume Europas e diventò professor di romanistica all'Università di Zurich. Meine Kollegen letztes all'Università di Zurich comavano lezioni di relevano il Heinrich Schmid Ingegni, quel sa causas sur del romanzo, che nigin sa sur de tantas causas tutto insieme. Era in conoscenza dentro i linguisti del Grigione, voleva una corifea. Tanton, per entrare nel romanzo Grigione, aveva venuto in conoscenza ordaifer il circolo dei romanisti, non aveva mai dentro i politici, tutto l'Ungaria, dentro il Pia, voleva epifece. Heinrich Schmid ha sorpreso che l'incombenza la chatta genè. Steve di Valtasina, Marcotte. Noi abbiamo telefonato a Venezia con l'auto. Heinrich Schmid è venuto 4 giorni per il gennaio, febbraio, marzo, la Liga Romancia. Al davos da Mars erano pastas che le venuti da Marcotte e venuti per in casa con quelle 21 pagine che erano mira suenter geniali. El diceva suenter che la gli faccia in 6 anni, aber lo vraulen tira vetta vir Londra. Quella diceva. A quelle con cui c'era la vostra reazione? Ja, vai quelle venuti con quelli giù, quella sera, vai, sono stato scommentato, che io sono usato. Io sono forse giorni commentato. Aber invece, che si c'hai,
Saves gartigia, che sa dina pus per provava. Se ciaffa quei fascinante in impressione als quella sera che va già qua c'è buda cre, se quei ko Heinrich Schmidt scrive sì, science di fa qua. Io so volevo, ni gindo non sapeva. Io avevo schon di giù, che sapeva, il tedesco, ein 6 metri insieme, l'italiano è. Aber che avevo che sapeva, che ho fatto già. E questo per me una rivelazione, in un momento non oblidabile. Nu scrivani on 1952. Heinrich Schmidt era anche professor de romanistica all'Università de Zurich, cur che aveva gestir da s'occupar di lungaci unificipis romances. Ad el era un professor che le studentes e i students stimavan. La dissertazione digna delle sue studentes da Annalise Stazzi. Quella aveva ercatoi ses relax. Scoi para al tenia saiela. Annalise Stazzi en conosceva bagn. Ella lavora oggi der RTR a cusai nus cui va per domondes di lungac. Es galum steda fascinada per d'una parte tutte sies conoscences che elvava. El non conosceva belas linguas romanas, ma appunto quelles germanas, slavas. Vava una survista enorme del mondo linguistico europeic. Tiers tuot deralel era una persona fich agreabla, fich modesta, e el vava dit qualcosa che vava mo accompagnata in sé durante tutto il studio. El ha dit una volta la differenza tra un professor ed una studentessa è che il professor sa inua ira guarderzia. Mevina Purger. Ella era una delle studentes da Heinrich Schmidt de Letzteins. Ella ha da curte di encudes con text da Heinrich Schmidt. Postfaktion. Ces articoli sono sparpagliati dappertutto. Sai, in revistas, ma non in cuders. E per cui questi cuders, per avere in tutti sono ben 6 articoli. E il faceva le predicazioni d'una na avanti le 4. Perché c'è 6 di alla notte. Se arrivava il più entro alle 6 alle 8, dalle 4 alle 6, faceva il seminario. E grazie a quasi è stato là, c'è la vista la premiata. E il niente, e fin da c'è meno nein, faceva la prima domanda. Verehrte Damen und Herren, sprechen Sie Chinesisch? Ich auch nicht. Allora nivel magari con il plet, e con quel faceva allora il viaggio del punto più vest il Portugal fino al punto più ost in Romania e aveva con quel plet il viade piano saiato chavra e loro si rivevano tramite il romanzo, il ladino, il friulano, tutti i dialetti dell'Italia e con qua impliva le tablas, quelle dovevamo tablas. Alla fine vanno semplicemente aliati da da fin Z. A durant che lavorava vid la base di romansch grigiung, leva la digna er servir che le sia studentes e di sia students manegen. El ha d'una lasciò partecipare a noi studenti a sia processo dell'elaborazione del romansch grigiung. El niva ein ti diceva ce l'hai tutta nota il ponderare co sciogliere in questo problema morfosintaxico, co sciogliere questo problema lexicale, magari in plet ci desi mici di omotter o Nus vens naturel dia discussionunas per parti, già na, qua no vo, qua tunas grigiaivel e lura declaravalo o argumentava perché non avevano l'impressione di essere enorme importante, ma è grazie a era semplicemente una forma di ponderare per lui. È grazie a sia cercare proprio cos'è. Ma la faccio scusi cercare cos'è. Adesso constatare che il dito d'ozzo A cur che la base per romansch grigiung era l'ura sin mesa, ai do una tura tras las regiungs romanches per presentare il lavoro da Heinrich Schmidt. A digna decidia da lavrar orque nov lungac da scartire per sua interdruare. E loro naturalmente romances ti cercare personelci e lavora la base linguistica
vuol dire la grammatica, un vocabolario di base per il romanzo grigiun, eccetera. E allora incombenzò a Georges d'Arms. E Georges d'Arms allora cercò collaboratores, che avevano wissenschaftliche Hilfskraft. E un di quei posti è allora sorglia, con wissenschaftliche Hilfskraft, per questo progetto. E uscì mi rivedere già durante il studio parzialmente dalla lia. Ed è podia dal principio diventare accompagnare o giudare da sviluppare questo progetto. Noi non abbiamo prima fatto plezzi, noi abbiamo prima cominciato a fare traduzioni. E per fare una piccola traduzione del romanzo grigiun trovavamo ore, perché noi stavamo mince plezzi definire. E quels mince plezzi definivano a base delle direttive di Heinrich Schmid. Noi guardavamo, per esempio, come scrive ossa la Chiesa. Tenor le direttive al principio con CH e con cui la maggiorità degli idiomi dicono casa, ma la Chiesa, era quel romanzo grigiun la casa. E cioè, essens comincia plet, essens procedies uscea. Il romanzo grigiun è diventato realtà. A quai seggi una pinche miracla gi Isoca Martin, i essayista literat che Heinrich Schmid aveva da letzas uras engagiò come professor per romanzo all'Università di Zurich. Isoca Martin restò un fitch buon collega di Heinrich Schmid. Quella importanza hai, io dico in certo radicale. Cosa hanno unificato e se cerca ai diversificare? Qua è buche in domanda linguistica, qua è una domanda umana, qua è una domanda di carattere, qua ha da fare con noi tutti, ed ha da fare soprattutto con un secai che era una delle grandi abilità di Heinrich Schmid, che era tolleranza. Dat là, sin lauter, malgrado sia schliata udida, el dat lava. E provava di integrare quei in sias propostas. Herr Professor Schmid, Sie haben ja die neue romanische Schriftsprache entworfen. Wie genau sind Sie vorgegangen? Ich habe mich lenken lassen vom Ziel, das man erreichen muss. Eine Sprachform, die in allen Teilen von romanisch Bünden leicht verstanden wird, möglichst leicht. Ich habe darum versucht, alle Teilgebiete daran zu beteiligen und auf der anderen Seite solche Züge auszuschliessen, die allzu regional und allzu lokal sind und darum im Teil gestört hätten. Also Sie haben die Formen gewählt, wo Sie glauben, dass sie überall verstanden werden? Dass sie am leichtesten verstanden werden, dass sie am weitesten verbreitet sind. Wäre es denn auch möglich, dass man diese Sprache mal spricht in Graubünden? Ja, das glaube ich nicht. Ich würde meinen, wir haben eine Situation wie in der deutschen Schweiz. Wir reden ja unsere Mundarten, jeder seine eigene. Die Schriftsprache braucht man nur gegenüber Fremden. Und gegenüber Fremden wird man vermutlich in romanisch Bünden weiter in der Regel Deutsch reden. A seguir tradiz, au, in traple de volps. Ma il romanzo grigiun ha intanto venire in una dinamica. Oriunde mensch planisosco lungac unificie per trovar mela, no kin vescio trovoi tudesc, alla politica decidia de sprenier, con introducere il romanzo grigiun in le scolas. L'impostit curcel del 2003 es erano decis che le scuole delle scuole stopzenier pubblicati per un romanzo grigiun. Loro sai data ci sarà una polarizzazione. E quasi altri si fanno tramite normale in una minoranza ed è in sé finché problematica. Loro mo in una guerra de secessione hai un aspetto fatale. Io ero il ventil per tutto quel che si io ero quel che faceva le cause nausce che faceva le grandi spals e che veniva lo halde mit ton rocamente Heinrich Schmid è un pli compreso gli suenter che era stato ne o si gente più greve veniva il sia lì diceva ma il occupava el batteva buco a lavare, el era in questione fece empatica, el sentiva se ci faceva male, ci qua faceva un tic male del, vai vuol dire il sentimento. Romanzo grigiun lu diventau con tutti i atterenze in contro e per è diventau quasi un combatto religioso.
E lau era niescar Heinrich Schmid in collegio in agnostiker. E diceva, io faccio quel che io sai, ort mia sa vida scientifica, us vaisus mias propostes, us miraico vus inis vinamont. Forza bitte senza una pubertà turbulenta se avessi in gir, il romansch Grischun era messa in vaia. Aber Heinrich Schmid e la vita id in avant. I son so 80 passen. Per ussa cun 70 ans maridel, la Veronika Schmid-Brubacher. Adel accepta una nova sfida, la domanda dis ladins dolomitans da crear per els in lungatg unificia. Quella lescia rival da complir curt avant sia mort. El non si sa identificar be con una cosa. El sa loro occupar in quell'ultimo tempo ce l'aveva della coine della lingua unificata dels ladins dolomitans. E loro der là da casa. Scece con quai svaral identificar, semplicemente non plagiare, vesel fatto als prossimo. Ed è d'una che dia contact, el gli vera d'una in la lia, e sia vera in un tempo con sia donna. Con la Veronica ci era romanista. Ella era fici implicita in quel progetto. Da vos vart. Tipico per quella generazione di donne, ma ella era fici competente, era ella. Ion 1999, so entra in Viedi a St. Petersburg, e Heinrich Schmid tornò a Turic. A mort, o di ciel blau, vede una taccia di cor. Ma Wiener Porger a mantenere i contatto con la donna di Heinrich Schmid. Letze vivoz in einer Ciedavis, a Turic. Ich bin dich besuchen. Ja, das ist wunderbar. Ja, und dann lesen wir noch das Buch. Ja, das ist ganz toll. Und das wann ist das rausgekommen? Das ist rausgekommen im 20. Im 49 habe ich studiert. Im 49 habe ich angefangen zu studieren. Da war er Assistent. Ja. Ist das für ihn sehr wichtig gewesen, das romanische Grischun? Ja, er hat es eigentlich eben gemacht. Genau. Er hat voran sind es einfach 5 Dialekte gewesen. Das ist dein Text. Ja. Heinrich Schmid wurde am 6. April 1921 in Zürich geboren. Jetzt hat er den Geburtstag. Ist viel zu früh gestorben. Also für mich zu früh gestorben. Völlig unerwartet. Wir haben zu Mittag gegessen. Und er ist abliegen und ist nicht mehr aufgestanden. Heinrich Schmid, ja, den hatte ich gerne. Hat er noch Klavier gespielt nach dem Mittagessen? Ja, bis zum letzten Tag. Und was hat er am liebsten gespielt? Mozart, Schubert? Bach. Bach, ja. Bach und Mozart, ja, ja. E realisesch, sceglie Heinrich Schmid, a quei carteggia bicciabliers, ella schon a vosis ses verstits. Il romanzo Grischun è penso il resto. Con cui c'è le animosità sono un po' calmate e noi siamo diventati un po' più amichevoli, scusate sur Silvan Jessen, più gentili in quell'altro. Il romanzo Grischun è venuto la normalità romancia. La normalità per il linguaggio che sto potrà discorrere di quello. È semplicemente vendo raus. E credo che non sapevano bene la lingua scutela, c'è tutto il processo del romanzo Grischun, o in una forma o l'altra era influenzato la romancia, se volenza o non volenza. In sa naturalmente era quella melancolia che è invocabile. Che io sai, Bospert di Osamondio sil Kapsteig, fece l'ina visita al Heinrich Schmid, per cui che vai, lei sono sclerì con ellen, aber quella è la vita. Quella se stue, wo se gli impreme sei in stue, e lui sto diventare in se piarder senza emblidà. Poi ne leva in compenso.
So in das Buckerhaus.